Quanto costano le Olimpiadi Milano-Cortina 2026? Secondo il dossier che vinse l'assegnazione a Losanna nel 2019, 5 anni fa ormai, si sarebbero spesi 92,6 milioni di euro per le 6 opere olimpiche. Oggi invece il conto è arrivato a 1,3 miliardi di euro. Di mezzo, tuttavia, c'è un ragionamento da fare perché non si sono moltiplicati solo i conti finali, bensì anche le opere che sono arrivate ad essere 16 e in quelle 10 in più pesano tantissimo le opere stradali e ferroviarie che costano 1 miliardo tondo. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 21 maggio 2024, la prima notizia del giorno riguarda le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e i costi di questa grande manifestazione sportiva che sono lievitati da 92 a 216 milioni di euro, ma appunto, come abbiamo appena letto sul Corriere del Veneto di oggi, con strade e riqualificazioni si arriva addirittura a 1,3 miliardi di euro, altro che 92 milioni appunto come era preventivato all'inizio. Questo perché oltre alle 6 opere olimpiche previste inizialmente, Villaggio Olimpico, Medal Plaza, Olympic Stadium, lo Sliding Center, cioè la criticatissima pista da bob, e poi la pista delle Tofane, l'Arena di Verona. Insomma, questi erano i 6 interventi o le 6 opere inizialmente previste per un costo di 92 milioni di euro. Ora costano 216 milioni di euro, più che raddoppiato il costo quindi negli ultimi 6 anni. Ma poi a queste 6 opere si sono aggiunte delle opere invece infrastrutturali, strade e riqualificazioni che riguardano ad esempio gli immobili residenziali a Cortina, 500.000 euro, l'immobile ex panificio a Cortina, 7 milioni, la riqualificazione della piazza ex mercato a Cortina, altri 7 milioni e mezzo, ma poi ad esempio il sistema di mobilità intermodale da solo costa 127 milioni, come il sliding center, quindi come la pista da bob per esempio. E poi naturalmente sono le strade a costare più di tutto, la variante di Cortina quasi mezzo miliardo da sola, la variante di Longarone 395 milioni, le stazioni ferroviarie, gli interventi sulle stazioni ferroviarie invece costano molto meno, si va dai 3 milioni per la stazione ferroviaria di Mestre ai 17, anzi ai 23 milioni per la stazione ferroviaria di Belluno. Totale complessivo 1 miliardo 367 milioni 412 mila euro, questo è il conto ad oggi. Leggiamo sul Corriere del Veneto che le 16 opere olimpiche o complementari ai giochi per un totale di 1,3 miliardi sono tutte già finanziate, con un'eccezione però. All'appello mancano ancora 259 degli oltre 500 milioni necessari ai 3 lotti della variante di Cortina, che include una galleria sotto Fiames dove ci sarà il villaggio olimpico. Costi elevatissimi, costi gonfiati soprattutto a 6 anni dalla vittoria con l'approvazione del dossier a Losanna. Zaia, sempre sulle pagine del Corriere del Veneto, ribatte: il Veneto però guadagnerà 3 miliardi, quindi insomma a questi costi corrisponderà un guadagno per il Veneto. Ma leggiamo meglio cosa ha detto Zaia. Il Veneto su questa partita, che fra opere, movimenti di PIL e visibilità internazionale vale fra i 2 miliardi e mezzo e i 3 miliardi di euro, sulle casse regionali pesa 23 milioni di euro. Il che vuol dire che è una partita assolutamente in attivo per noi, basta pensare anche solo al fronte delle infrastrutture e non dimentichiamo che ci sarà una grande visibilità per l'intera regione. Sono Olimpiadi sostenibili perché diffuse, non resta che attendere il 6 febbraio 2026 per l'inaugurazione. Queste le parole di Zaia, che in qualche modo rivendica come gli investimenti della regione siano in realtà pochissimi, solo 23 milioni sugli 1,3 miliardi invece di euro complessivamente finanziati, addirittura
Come avete sentito, Zaia fa conti ancora più gonfiati, 3 miliardi di euro, e quindi, secondo il presidente della regione, il Veneto ha soltanto da guadagnare da queste Olimpiadi, che definisce sostenibili perché diffuse. Su questo sarebbe interessante la voce delle comunità locali, ad esempio di quei comitati di cittadini che da anni ormai contestano e provano a bloccare la realizzazione della pista da bob a Cortina, ma purtroppo queste voci oggi mancano sui quotidiani locali. Noi comunque continueremo a seguire questa vicenda delle Olimpiadi Milano Cortina. Nel frattempo voltiamo pagina e parliamo naturalmente dell'allerta meteo. Anche oggi su tutti i quotidiani locali riparte la narrazione del maltempo, e allora vediamo rapidamente un po' di titoli, partendo dal Gazzettino. Temporali e colate di fango, allerta rossa fino a stasera, in Veneto attesi picchi di precipitazioni anche di 150 mm, Zaia dice attenzione, timori per le province di Padova, Treviso e Vicenza. La CIA, l'Associazione degli Agricoltori, parla di danni per 50 milioni di euro. Secondo l'associazione di categoria è stato perso il 30% delle semine di mais, frumento, soia e orticole. È una vera e propria batosta. Da Castelfranco Annuale c'è la corsa ai sacchi di sabbia, pronti per le zone a rischio. Impensieriscono il Muson dei Sassi, il Basso Sile, il bacino del Bacchiglione e del Brenta e la Val d'Alpone. Negozianti e residenti in fila alle sedi di protezione civile. Il sindaco di Asolo dice i volontari ne hanno riempiti 2000, si parla dei sacchi di sabbia. Ma vediamo anche il Corriere del Veneto. Torna l'allerta rossa in tutta la regione, si rinforzano le difese, resta la paura. La protezione civile ha ripristinato gli argini distrutti e distribuito sacchi di sabbia, molti cittadini si arrangiano come possono. C'è poi il parere di un esperto, di cui però non si vede il nome. In ogni caso i bacini di laminazione hanno funzionato, ma parliamo di eventi che si verificano sempre più spesso, più 20% negli ultimi 70 anni. Forse una prima critica, o meglio qualche dubbio forse espresso sul potere salvifico dei bacini di laminazione, chi lo sa, lo vedremo nelle prossime ore. Alcuni comuni del Veronese hanno deciso di chiudere le scuole oggi in via precauzionale. Il prefetto deciderà se rinviare la partita Vicenza-Padova, il derby. Il Corriere del Veneto poi pubblica un vademecum con tutte le informazioni dalle app ai bollettini della regione. La tecnica per posare i sacchi si trova tutto a pagina 2 del Corriere del Veneto di oggi. Ma c'è una notizia dalla sfumatura politica che riguarda sempre l'allerta meteo, un retroscena firmato da Martina Zambon, sempre per il Corriere del Veneto. La campagna elettorale oscura gli alluvionati, Zaia e i sindaci sono irritati per i silenzi del governo. Mancano ancora i ristori dei danni dell'estate e di febbraio, insomma non sono arrivati ancora i risarcimenti per i danni delle passate alluvioni. La regione nel frattempo prepara l'ennesimo stato di emergenza e calamità. Il presidente dell'ANCI Veneto, Mario Conte, sindaco di Treviso, dice servono risposte immediate e diamoci delle priorità. Nel frattempo vediamo il bollettino, altri 2 giorni di pioggia, sono attesi fino a 100 mm di precipitazioni. Ci spostiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, dove invece si parla di nuovo dei bacini di laminazione. Ecco il sistema anti-alluvione, così vengono presentati. Come funzionano le casse di espansione che hanno sin qui salvato il Veneto? Sono 10, a regime diventeranno almeno 23. Alcuni si riempiono automaticamente, altri vengono attivati dai tecnici in base a protocolli prefissati e a una consultazione alla luce dei dati meteo. Sempre sui quotidiani del gruppo NEM c'è poi la voce dei centri di bonifica, rinforzare gli argini altrimenti l'agricoltura paga un danno enorme. Il direttore dell'Ambi fa il punto sugli allagamenti dei giorni scorsi, abbiamo bisogno di autostrade dell'acqua che liberino campi. Questa intervista è firmata da Enrico Ferro, mentre l'articolo sui bacini di laminazione da Sergio Frigo. Sempre in tema allerta meteo, e sempre sui quotidiani del gruppo NEM, Giovanni Monforte firma un altro articolo, la tregua meteo è presto finita, scattata l'allerta
per i consorzi, centri operativi comunali aperti nel veneziano, verifiche sulle idrovore e tecnici pronti a intervenire. Preoccupa nel frattempo la situazione della pineta di Jesolo e della laguna del Mort vicino a Eraclea, che sarebbe quasi perduta, spiaggia piena di alberi e detriti. Insomma, questo è il quadro dell'allerta meteo di oggi. Ma andiamo a concludere la rassegna stampa appunto di questo 21 maggio con alcune notizie flash. La prima dal Gazzettino: in Veneto medicine a casa con i droni, accordo tra ENAC, Regione e Save per regolamentare i voli sotto i 300 metri di altezza già a partire dal 2025. Alimentato a idrogeno, questo drone è in grado di percorrere 100 km trasportando 5 kg di materiali a una velocità di 55 km l'ora e quindi trasporterà i farmaci direttamente a casa o comunque nel luogo dove richiesto. Quotidiani del gruppo NEM, una notizia che riguarda le infrastrutture e i trasporti: treni in più per i croceristi diretti da Trieste a Venezia. Con i nuovi orari estivi Trenitalia arricchisce l'offerta pensata per i turisti, 4 convogli straordinari lungo la linea ferroviaria che passa per Portogruaro, confermate intermedie. L'articolo qui è di Marco Ballico. E poi chiudiamo con una notizia di politica locale che arriva da Codognè in provincia di Treviso. Si tratta di un clamoroso appello di un ex missino irritato da una scelta del PD, ma vediamo di cosa si tratta. La notizia è sul Gazzettino di oggi: il PD appoggia 2 candidati nella civica di centrodestra e allora il leader di Fratelli d'Italia dice non votatemi. Partono accuse di accordi sottobanco alla Lega che esprime l'aspirante sindaca. Questo esponente di Fratelli d'Italia, Silvio Mario Permuda, dice: devo rispettare la storia della mia famiglia, il Carroccio si difende, mai cercato intese all'esterno. Insomma, una grande polemica più che altro interna al centrodestra, ma che vede appunto anche questo curioso caso del Partito Democratico che appoggia 2 candidati nella civica del centrodestra. La vera polemica comunque interna all'alleanza che a Roma sostiene Giorgia Meloni e in Veneto Luca Zaia, cioè il centrodestra. Ecco, la vera polemica di oggi è quella sicuramente sui ristori per i danni delle alluvioni, degli eventi climatici estremi. Quella è una questione aperta, uno scontro che viene raccontato come uno scontro tra la regione e il governo. Sicuramente si tratta di un retroscena politico, ma quella è una questione che riguarda i cittadini e che soprattutto vale centinaia di milioni di euro. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.